Signore e signori, adesso amici della giuria, mi raccomando, amici della giuria, allora, ma che mi sa? Lei ci regala un bellissimo in Venezia, come si può notare, come ti chiami? Desiree, di dove sei? Venezia, proprio Venezia? Maestra, maestra Venezia è la stessa cosa, quindi prego, andiamo. Ai, che succede? Desiree, stai perdendo. No. C'è niente, così. Solo che c'è parecchio fermi, come ti chiami? Valentina, di dove sei? Di Treviso, quindi da Venezia. Scusa. Da Venezia a Treviso, alla Maca Regione. Emanuele Camerotto, lo sapete tutti quanti, è quel grande Emanuele, dov'è Emanuele? C'è tutte queste cose, dai, andiamo. Allora, benissimo, no, così c'è una particolare attenzione, l'applauso è molto convinto, noto Treviso, quindi un'altra ragazza trevigiana. Io vorrei pregare invece i nostri amici fotografi di essere Virginia di Treviso, poi vi diremo anche l'età. Ecco, omaggio floreale per tutte queste ragazze. È sicuramente doveroso perché è lei che si inventa Ariangela. Prima, hai visto? Sono i fiori di qualsiasi stagione, non c'è sta niente da fare. Allora, Fernando Celotto, dove sta? Lei, Fernando? Fernando è alle prese con una bella signora, lasciamo stare. Signore e signori, abbiamo anche una fata turchina, agguerrita più che mai, si aspettano per voi i nostri applausi, i vostri consensi. Andiamo. La sua bellezza, come dire, mediterranea, era un carattere mediterraneo. Come ti chiami? Ebola, di dove sei? In Treviso, prego. Un applauso anche a te. Anche Giorini, con gli applausi come sta andando, benissimo. Avete notato che stasera ci sono veramente una cosa per quanto riguarda invece tutto ciò che riguarda l'aspetto enogastronomico se ne occuperà Aldo. Eccoci, allora imperiale 23 anni ed è di Chioggia, prego. Accogliamo con un bel applauso, mi pare giusto e doveroso. Numero 2, di nuovo con noi, Desiree Busetto. Desiree Busetto, studentessa 17enne di Marghera. Signore e signori, al numero 3, Remington, fotografi specializzati in lookbook, foto
18enne studentessa. Viola, fai il sorriso, mi raccomando, ecco, bravissima, visto? Eh sì, perché però un sorrisetto, potete benissimo commentare, un sorrisetto è vero che, certo, hai ragione, un sorrisetto magari è possibile che studentessa, riceveva. La Vicenza Treviso con Deborah, un bel sorriso, dai, oh bravissima, e la timidezza che lì che serpeggia, certi inibiti proprio dalla timidezza che è lì ovviamente a trattenere tutte quelle che sono a 25 anni fa la commessa il suo primo temperamento, come definirlo, mediterraneo, adesso invece carattere decisamente nordico con Carolina Di Costa, 19enne studentessa di Trieste. Essa estetista, Vanessa, facciamo questo sorriso, dai, oh, credo che così sicuramente possiamo avere maggiore charme, maggiori possibilità. 19enne, studentessa, terminare questa parte. Per cortesia, perché le ragazze si mettono andando un pochino sul fondo. Valentino Moroni, Marzia Marchiori, la numero 5, Regina Cocchetto, ecco, stoppate pure lì. Poi c'è Polina Ricossa, numero 10, e infine la numero 11, Vanessa Zanato. Beh, adesso vi siete fatte vedere di qua, adesso fate così, mostrate il lato B da questa parte e così qua. Allora per venire un pochino più qua, venite un pochino più qua, vi centrate gentilmente, ecco, grazie, più qua, benissimo. Signore e signori, è arrivato, basta così, è arrivato il momento della premiazione, un petit cadeau, tutte quante, Manuele Camerotto, orafo in Santino di Livezza. Manuele, davanti però, andate qua, benissimo, eccoci qua. Bene, queste sono serate, manifestazioni che vengono vissute nell'estemporaneità, nell'improvvisazione. Adesso siamo arrivati al momento, come dire, clou, al momento che vedrà proclamate le 3 rappresentanti del Miss Carnevale Ceggia. A cingere la fascia sarà Girolamo Carré.
faccia qua, siamo super organizzati. Lì c'è la fascia, allora, ad ottenere il titolo, signore e signori, Desiree Pusetto, studentessa Velox Impecum, la fascia di Miss Carnevale di Ceggia. Eccola qua. Dai, velocità, scatto e ripresa. Vai. Ecco, qua, rimani qua, scusami. No, scusate ragazze, venite più qua per favore. Di Miss Carnevale di Ceggia, signore e signori, lei, Desiree Pusetto, accingere la fascia, ripeto, per i fiori, il signor no, per i fiori, no, momento, per i fiori io direi, vieni tu dai, per i fiori viene il nostro presidente dell'associazione Carnevale, mettiti più in là per favore, e vai più avanti, ecco, benissimo, perfetto, eccolo qua, Fernando Celotto, il Collier, però preparatevi i vostri premi per cortesia perché sennò la facciamo lunga. Bravissimo, bellissimo. Il Collier, al Collier ci pensa ovviamente Manuele Camerotto. Foto, perfetto, puoi benissimo riaccomodarti, grazie, puoi riprendere posto, è l'emozione. Signore e signori, finalista nazionale Carolina Ritossa, studentessa 19enne di Trieste. I fiori vengono consegnati da Fernando Celotto. Il Collier viene consegnato da Manuele Camerotto. E adesso preparatevi perché si avvicina il momento che vedrà premiata la vincitrice Miss Carnevale Veneto, quindi è preziosa a questo punto la presenza di Angela Rigoni che, come dicevo prima, farà Scecardo, studentessa di San Fiore, 19enne. Signor Sindaco, cinge la fascia. E Angela Dovetto, bella serata, vero? È una bella squadra. È giusto che vengano citati i presidenti, però insomma, per fare grandi cose ci vuole un fatto d'insieme molto attivo. Signore e signori, a cingere la fascia, signor Sindaco, i fiori naturalmente Fernando Celotto e il Collier sempre da parte del nostro orafo, del nostro artista orafo Manuele Camerotto, gioielliere in San Stino, piazza Aldovoro. Prego, glielo diamo però, lui si affeziona. La foto di gruppo dove vorrei ci fosse anche Angela Rigoni. Prego Angela. Allora c'è, signor Sindaco, prego si accomodi. Benissimo. Signore e signori, io vorrei giustamente ringraziare non solamente Fernando Celotto ma anche chi lo segue, quindi mi guardate tutte e tre, grazie. Grazie. Complimenti, grazie a voi, buonanotte, buon rientro a casa, buonanotte.